Pasqua e l'intero fine settimana saranno giornate caotiche per quanto riguarda il traffico veicolare. Come ogni anno, difatti, la Polizia di Stato e stradale intensificheranno i controlli su strada in occasione dell'esodo di Pasqua. Sono stati potenziati al massimo i servizi di vigilanza su tutte le strade statali e provinciali di Agrigento, in particolare sulle statali 640 Caltanissetta Porto Empedocle 115 che attraversa tutta la provincia, la 189, cioè l'Agrigento-Palermo, e la 122 che collega Canicattì a Licata. L'attività delle pattuglie sarà caratterizzata come di consueto dalla loro presenza costante ed ininterrotta sulle strade della provincia, con lo scopo di prevenire qualsivoglia illecito e soprattutto a garantire una più efficace e premurosa assistenza agli utenti in difficoltà. Verranno impiegate tutte le apparecchiature a disposizione delle forze di vigilanza quali autovelox, telelaser per il controllo della velocità nelle ore notturne e l'etilometro per il controllo del tasso alcolemico, al fine di reprimere le inflazioni alle norme di comportamento che, come purtroppo è noto, aumentano in prossimità delle festività. Per un controllo più completo e per far fronte alle richieste immediate di soccorsi sanitari sarà inoltre messo a disposizione un elicottero per l'osservazione dall'alto delle arterie stradali. Nel periodo delle festività pasquali saranno effettuati dei controlli anche nel settore trasporto merci per la repressione delle infrazioni commesse dai veicoli pesanti, per i quali tra l'altro è vietato la circolazione dalle 8 alle 22